iniziare questa chiacchierata con Giuliana, che poi immagino sarà una chiacchierata allargata a voi, sia a chi ha letto il libro che a chi magari si cimenterà nella lettura poi. Questo è un libro che noi già ci siamo trovate a presentare insieme, un libro che ha uno sguardo e un approccio di genere alle rivoluzioni della primavera araba, sia quelle diciamo riuscite o quasi riuscite, sia quelle che anche con semplificazione giornalistica, no? E come dire, con quell'uso della lingua sempre così imperfetto, e parlo alla platea femminile, per noi donne quasi sempre imperfetto nel nominare le cose, ha raccontato un fenomeno in realtà molto vario, molto complesso, che ha a che fare moltissimo con noi e con la sponda sud del Mediterraneo. E magari qualcosa, Giuliana, anche rispetto a ciò che sta legando nel dibattito europeo quella sponda la nostra, gli sbarchi, no? E la politica così insufficiente da parte dell'Unione Europea, lo faremo, perché lì dentro su quei barconi ci sono moltissime donne che hanno a che fare con gli argomenti che in questo libro vengono trattati. Nel libro trovate diversi paesi, trovate i viaggi e gli incontri di Giuliana, sono viaggi che magari a pezzi abbiamo letto sul manifesto, laddove è possibile, dove Giuliana scrive appunto, e che qui trovate invece tutti concentrati in una, a mio modo di vedere, bellissima serie di fotografie che raccontano attraverso proprio le camminate che Giuliana fa nelle città e in questi paesi lo sguardo delle donne e degli uomini, e lo sguardo delle donne sugli uomini e viceversa. Sarebbe stata la conclusione ideale del mio libro se fosse avvenuta prima se io fossi andata lì e se questo progetto si fosse realizzato prima. E comunque sono molto contenta che questo avvenga, perché la parità di genere e la rivendicazione di tutte le donne che sono state protagoniste di queste delle rivoluzioni arabe, quindi avere la possibilità di arrivare in un posto dove, nonostante appunto sia un concentrato di guerra civile in Siria, di contrasti, conflitti in Turchia eccetera, eppure si sta realizzando qualcosa di straordinario. La cosa è che la Siria è entrata in questo conflitto perché quella che poteva essere una rivoluzione, no, per avviare un processo democratico e abbattere la dittatura di Assad, invece si è trasformata in una guerra civile, perché la rivolta si è subito militarizzata e quindi da una parte Assad col suo esercito si è trovato di fronte l'opposizione armata e composta prevalentemente o quasi esclusivamente da gruppi armati, fanatici, islamisti che vogliono imporre uno Stato islamico in Siria. I curdi siriani che si trovano a nord del paese non si sono schierati né con Assad né con l'opposizione armata e hanno approfittato di questo, loro non chiedono l'indipendenza dalla Siria, un'autonomia sì, però hanno approfittato di questo momento per ritagliarsi un loro spazio e sotto la guida di un partito di sinistra democratico hanno deciso di costituire una propria amministrazione di quella zona, dandosi come base questo contratto sociale di Rojava. Rojava è questa regione, è stata divisa in tre, come si dice, in tre distretti federati tra di loro, e la base di questo contratto sociale è assolutamente rivoluzionario, no? Perché come dicevi tu, intanto appunto si basa sul rispetto di tutte le minoranze, no? Quindi dai curdi a tutte le componenti della società, quindi assoluto rispetto dei diritti umani, dei diritti delle minoranze, dei diritti di genere, dei diritti tutti quanti. Poi hanno stabilito appunto questo sviluppo basato sulla compatibilità con l'ambiente, quindi pensate. E poi appunto è prevista la smilitarizzazione del territorio, anche se, visto che poi questo territorio, che all'inizio sembrava essersi salvato dal conflitto, invece è stato invaso dal Stato islamico in Iraq e nel Levante, la popolazione, queste unità di difesa civile
che c'è sia maschile che femminile, sono state costrette a combattere questa invasione, questo attacco dello Stato islamico, e sono riuscite anche a sconfiggerlo, per esempio a buttare fuori questo, a liberare Kobane, no? Che è la città, è il capoluogo di uno dei distretti, che è proprio al confine con la Turchia, e sono riuscita a liberare questa città. Ci sono ancora dei villaggi che sono controllati da questo Stato islamico, e quindi si sta purtroppo ancora combattendo. Ma queste donne, anche le combattenti, ci tengono a dire che sono state costrette a combattere per liberare il loro paese.